Seconda corsa dall'Arcoveggio vede al via Puledri di 2 anni, la prima delle due prove riservate ai più giovani. Due ritiri, quelli di Fonzi dei Greppi e di Fast Furious Font. Lo schieramento 1 Falconbaldo, 4 Fulmine Val, 5 Fischer Noir, 6 Figlio dei Venti. Seconda linea 7 Faber SM, 8 Falcon WF, 9 Fabres dei Greppi, 10 Falco Bye Bye, 11 Funky Gallo. Corsa molto incerta, diversi debutti. Figlio del Vento, dei Venti è il più giocato, numero 6 Giuseppe Lombardo Junior. Macchina intanto che accelera con la velocità proprio di Figlio del Vento. Parte alla grande Funky Gallo dalla seconda fila, ma trova l'opposizione di Fischer Noir e Figlio del... Sbaglia però Fischer Noir, Figlio dei Venti si porta a condurre. Numero 5 Fischer Nei confronti di Noir, Falcon Baldo squalificato. all'esterno rimane Funky Gallo insieme a Falco Bye Bye. Intanto si è tolto di mezzo Fischer Noir e così può guidare tranquillamente Figlio dei Venti nei confronti di Falcon Baldo al completamento dei 400 in 31,5. All'esterno è sempre Funky Gallo seguito da Falco Bye Bye. Terza posizione in corda per Fabres dei Greppi. Via via gli altri con in quarta posizione Faber SM. All'esterno c'è Fulmine Vade, chiude Falcon WF. Cavalli che hanno completato i primi 600 in 48,3 davanti alle tribune, ritmo che non cambia. È sempre leader Figlio dei Venti con all'esterno Funky Gallo. Tentativo di terza ruota dalle retrovie da parte di Falcon WF, che però non sortisce grandi risultati per il momento. Chilometro che se ne va in 1,21. Sempre in vantaggio Figlio dei Venti, all'esterno insiste Funky Gallo, poi Falco Bye Bye che è a ridosso dei primi due. 400 alla conclusione, il parziale ora in 15,3, il ritmo che si è sveltito. C'è una caduta ai 400 finali, caduto un concorrente. Intanto prosegue la corsa con Figlio dei Venti in vantaggio. Figlio dei Venti in testa, Funky Gallo si ripropone all'esterno nel finale insieme a Falco Bye Bye, ma è il numero 6 Figlio dei Venti che vince